Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Cordiale buongiorno, gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, torna l'appuntamento con Linea Diretta, in questo caso l'edizione del mattino. Abbiamo già collegata con noi da Bologna l'onorevole Elisabetta Gualmini, eurodeputata del Partito Democratico, che saluto e la ringrazio per questa partecipazione. Chiaramente lei operando, anzi essendo stata eletta nella circoscrizione dell'Italia orientale o del nord-est, come viene chiamato in questo caso, chiaramente anche i nostri amici Friul Veneto Giuliani hanno tutto l'interesse di sentire quello che lei sta facendo in questo momento al Parlamento europeo. Innanzitutto di nuovo buongiorno a lei. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, allora che aria tira a Bruxelles? Ma guardi, un'aria abbastanza buona. Io penso che l'Europa i compiti sia riuscita a farli, quindi semmai ora la palla è passata ai governi nazionali, quindi ci attendiamo grandi decisioni molto serie, molto efficaci da parte del nuovo governo Draghi. L'Europa è riuscita, devo dire, quasi incredibilmente a cambiare rotta, quindi nel giro di pochi mesi, diciamo, insomma, in realtà meno di un anno, ha abbracciato una svolta sociale, quindi ha messo sul piatto risorse finanziarie gigantesche. Se noi sommiamo quelle del Recovery Fund con altri programmi come il programma per gli ammortizzatori sociali, quello della Banca Europea per gli investimenti per le piccole e medie imprese e il bilancio pluriennale, arriviamo addirittura a 2.400 miliardi, davvero una somma ingente che dovremo essere in grado noi
italiani di spendere in maniera ovviamente molto positiva. Quindi un'Europa che con al timone 3 donne, dobbiamo dirlo, 3 donne leader, quindi Ursula von der Leyen, Angela Merkel che ha guidato lo scorso semestre europeo e Christine Lagarde, è riuscita a mettere in piedi addirittura attraverso l'emissione di debito comune una risposta concreta ai propri cittadini, sapendo che questo era un po' l'ultimo treno, cioè non ci nascondiamo che la sfiducia e la diffidenza nei confronti di questa Unione Europea che talvolta insomma viene vista giustamente anche dai cittadini come un'iperburocrazia molto complicata e molto lontana. Infatti su Questa volta questo poi volevo risvegliarsi. chiederle questa domanda, no? Visto che viene automatica, no? Adesso che c'è un filo diretto continuo, c'era già prima anche con il cosiddetto chi lo chiamava Conte 2, chi Conte bis e via dicendo, no? Però c'era un filo diretto con una maggioranza che sta sia al Parlamento europeo sia a Roma. Teoricamente i cittadini dicono bene, tutto a posto, adesso i soldi arrivano, finalmente l'Italia parte. Invece... Ma oggi abbiamo una maggioranza diversa, quindi abbiamo un governo, chiamiamolo di unità nazionale, di salvezza nazionale, in cui tanti partiti, quasi tutti, eccetto Fratelli d'Italia, dell'arco costituzionale sono entrati. Ma io penso che con un presidente incaricato e ora del Consiglio avrà la fiducia domani, come Draghi, l'asse con l'Europa sia ancora più forte. Non è un caso che Draghi abbia trattenuto a sé la delega proprio agli affari europei. Quindi Draghi viene visto molto bene dall'Europa e viene salutata anche in maniera positiva, bisogna dirlo, la svolta di Salvini, quindi questa svolta, chissà se dietro c'è veramente Giorgetti o cos'altro, più moderata se volete del leader della Lega, che ha deciso, e penso positivamente, che in un momento di grande emergenza nazionale forse è bene che tutti siano lì al governo a lavorare per gli italiani. Certo. Senta, onestamente però si dice che in Italia tutto è possibile, niente è impossibile, no? Per fare i giochi di parole, ma onestamente lei se l'aspettava di sedersi a un tavolo con la Lega o con Salvini per discutere di politiche di sviluppo territoriale all'interno di una stessa maggioranza di governo? Ma devo dire di no, perché appunto in Europa questi due fronti, i partiti europeisti da un lato, e quindi il partito a cui appartengo, quello dei socialisti democratici, e il partito di ID, cioè dei partiti cosiddetti sovranisti a cui appartiene la Lega, insomma questi due partiti, questo fronte è molto separato, è molto distaccato. Però, ripeto, in momenti di grande emergenza io trovo positivo che ci sia questo dialogo, cioè davvero prima vengono gli interessi della nostra comunità e dopo quelli partigiani, cioè di partito. È chiaro che questa è una parentesi, cioè non pensiamo che poi destra e sinistra e il conflitto tra destra e sinistra sia sparito. Finito il governo Draghi, sperando che faccia 3 poche cose, cioè vaccini, il recovery plan per il nostro paese, la ripartenza della scuola e dello sviluppo, soprattutto, punto. Dopodiché si tornerà alla lotta politica, diciamo, a cui siamo abituati. Chiaro. Senta, onorevole, so che lei in questi giorni, ma comunque da quando si è insediata a Strasburgo e non solo, sta lavorando per quanto riguarda un discorso di politiche ecologiche, almeno così da quello che leggevo anche sui comunicati che mi arrivano attraverso il suo ufficio stampa. E allora di che cosa si tratta, per precisione? Ma guardi, l'Europa, devo dire, è ad uno stadio molto avanzato, anche più avanzato rispetto al nostro paese, sul piano della transizione ecologica, delle politiche cosiddette di sviluppo sostenibili, cioè dove bisogna appunto spingere verso l'alto la crescita, l'innovazione, la ripartenza delle imprese in tutti i settori, industriale, dei servizi, dell'agricoltura, però combinando lo sviluppo industriale con il rispetto dell'ambiente e la lotta al cambiamento climatico, cioè non c'è dubbio che il nostro continente abbia visto trasformazioni drammatiche, anche solo vediamo le catastrofi che hanno riguardato il nord-est, dalle alluvioni alle frane, alle valanghe, cioè noi dobbiamo preoccuparci per il nostro pianeta e soprattutto non rovinare completamente le prossime generazioni. E questo, il Green New Deal, questo grande piano di investimenti, sono circa 1.000 miliardi la Commissione europea ha dedicato specificatamente alla svolta verde, è di fondamentale importanza se riuscirà anche a creare dei posti di lavoro, cioè ragazzi e ragazze che potranno essere appunto impiegati nella trasformazione industriale di alcune imprese, nella rivitalizzazione del territorio, insomma nel rendere il nostro paese un po' più vivibile. L'ultimo esempio
Noi abbiamo visto che abbiamo avuto importanti flussi migratori nel nostro paese negli ultimi anni. Ecco, ora abbiamo i cosiddetti migranti climatici, cioè laddove non è più possibile vivere in condizioni ambientali disperate, è chiaro che le persone si spostano e si sposteranno sempre di più, quindi sono grandissime sfide che dobbiamo affrontare. Questa in Europa è molto sentita. Tutti i venerdì ci sono i ragazzi di Fridays for Future, cioè quelli che diciamo protestano per insomma, la lotta a favore di un cambiamento climatico, che si sdraiano per i corridoi di Bruxelles, rendendoci quasi impossibile il passaggio, proprio con questa protesta silenziosa, ragazzi giovanissimi che ci ricordano: fate qualcosa anche per noi. Chiaro. Senta, ricordiamo che lei insomma non è una novizia in un certo senso per quanto riguarda la politica, perché alle spalle ha un know-how e un background, visto che va molto di moda, no? Parlare in inglese, non da poco, perché insomma anche l'esperienza di vicepresidente della regione Emilia-Romagna non è che casca, come si dice così, dall'albero. Questo nord-est, particolare momento, no? Dove il nord-est è un po' l'alternativa al famoso triangolo Milano, Torino, Genova, è un po' la seconda anima produttiva di questa amata Italia, no? Ecco, come viene visto da quelle parti, e soprattutto quali sono i progetti anche in base alle regioni e le tipologie? Sì, ma il Nord-Est ha una ricchezza incredibile e contribuisce in maniera determinante al PIL, cioè alla creazione di ricchezza del nostro paese, soprattutto per quanto riguarda il valore aggiunto fornito dalle piccole e medie imprese. Cioè noi abbiamo sia in Emilia-Romagna che in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige una infrastruttura di piccole, anche piccolissime imprese, penso agli artigiani, ma penso anche alla filiera del commercio, alle imprese che operano anche in settori di nicchia, ma estremamente conosciuti all'estero, penso all'abbigliamento, appunto al tessile, al calzaturiero, ma ai mobili e quant'altro. E queste piccole e medie imprese non devono essere ritenute di serie B rispetto appunto al triangolo industriale che lei citava, o alle grandi e alle grandissime imprese. È chiaro però che dall'altro lato fanno magari più fatica ad avere fondi europei, fanno più fatica a internazionalizzarsi e quindi noi in Europa stiamo lavorando moltissimo. Esistono dei fondi specifici, uno si chiama COSME proprio per le piccole e medie imprese, InvestEU è un altro fondo che conta circa insomma, una trentina di miliardi come livello di partenza, che è esplicitamente dedicato a investimenti privati nella filiera delle piccole e medie imprese. E ancora nel Recovery Fund noi auspichiamo che ci sia la possibilità di dare incentivi per l'innovazione, per lo sviluppo, per l'assunzione di personale. Sono quelle imprese che hanno sofferto di più, diciamocelo, in questa gravissima recessione economica, ma penso anche al settore del turismo, la ristorazione, stanno pagando moltissimo i costi della crisi e in maniera sproporzionata rispetto a settori più protetti, vedi il settore pubblico. E questa non è una situazione che potrà essere tollerata a lungo. Pensiamo anche quando finirà il blocco dei licenziamenti, cioè rischiamo davvero di avere un disagio sociale allarmante. Quindi chi rappresenta queste regioni deve avere ben presente che dobbiamo battere sull'aiuto, la semplificazione burocratica per queste imprese, perché solo creando ricchezza poi noi redistribuiamo, cioè aiutiamo anche quelle fasce più deboli che hanno bisogno di maggiore assistenza. Certo, l'importante è il messaggio chiaro da lanciare, come ha detto lei, no? Non è che adesso i soldi arrivano facilmente, nel senso che tutti siamo messi male, apriamo il rubinetto ed escono i soldi. Non è così, bisogna chiaramente ottenere, perché sono finanziamenti che arriveranno in Italia per giusta causa, come si dice in questi casi, ma mirati onde evitare poi domani di non fare le solite figure barbine che come al solito che ci vengono a dire noi i soldi d'Italia li diamo ma non sappiamo mai dove vanno a finire, no? Perché sono i famosi rubinetti che con le guarnizioni non proprio efficaci, no? Come si Questo dice. è un punto rilevantissimo, certo. appunto. Scordiamoci l'idea di finanziamenti a pioggia, di una ridistribuzione a chiunque, ma bisogna avere finanziamenti mirati a progetti molto specifici. E qui devo dire che le filiere, anche le organizzazioni, le associazioni che rappresentano le imprese, devono bussare alle porte dei comuni, delle regioni, in modo che poi le regioni facciano massa critica presso il governo e siano ascoltate in quella sede, perché bisogna anche evitare che il governo decida in solitudine. Certo. Bene, io ringrazio l'onorevole Elisabetta Gualmini per la partecipazione, avremo altre occasioni con lei
per aprire finestre, come si dice in questi casi, per sentire un po' l'aria che tira da quelle parti e soprattutto capire se ci sono importanti novità per il bene del nostro paese. Chiaramente una goccia nel mare, si dice, ma una goccia nel mare spesa bene, i risultati poi arrivano. E come ha detto lei, se si fa squadra, prima o dopo usciremo da questo momento un po' particolare in cui stiamo vivendo un po' tutti. Grazie onorevole, buon lavoro. Grazie a voi. Diamo appuntamento alla prossima volta, insomma, quando lei ha bisogno, sa, attraverso il suo ufficio stampa, basta solo contattarci, siamo qua a disposizione. Va bene? Molto volentieri, grazie a voi. Grazie ancora a lei e buona giornata. Chiaramente un buongiorno anche ai nostri amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda il prossimo appuntamento di Linea Diretta intorno alle 14:30 con le notizie per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia e il Veneto Orientale. E come si dice, lei forse non lo sa, ma come si dice nella lontana provincia dell'Impero, come viene chiamato il Friuli Venezia Giulia, mandi e alla prossima. Mandi. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.